No alla ghettizzazione. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha fatto capire a chiare lettere al sindaco Brugnaro che non condivide affatto la sua idea di spostare le mense per i poveri in una cittadella apposita, lontana dal centro della città. Attualmente le mense di Caletizia e dei frati Cappuccini si trovano infatti a pochi passi dal Teatro Tognolo e dal nascente Museo M9 a Mestre. Lo scopo sarebbe quello di combattere il degrado in centro, con i residenti che da molto tempo si lamentano della presenza di sbandati, tossicodipendenti o alcolizzati, con i quali la convivenza spesso è difficile. Secondo Moraglia però questo porterebbe a ghettizzare ulteriormente i più poveri già ai margini e poiché fanno parte della città e sono una delle realtà della società non sarebbe corretto. La speranza è che si tratti di un progetto nato da buone intenzioni, ma di traslocare le mense in un altro luogo non se ne parla, ha detto a chiare lettere Moraglia. Se ci sono problemi di convivenza con le mense continua, possiamo migliorare l'organizzazione o regolare l'afflusso dandoci tutti da fare, ma non portarle da un'altra parte. Il primo cittadino però sembra non voler cedere perché è fermamente convinto di voler creare una cittadella ad hoc che potrebbe risolvere parte dei problemi della città.